Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Indagini in corso sulla sparatoria di ieri in un appartamento di Nesima a Catania. Esplosi 3 colpi di pistola, restano molto gravi le condizioni di uno dei 2 feriti. Inquirenti a caccia di una terza persona, sarebbe quella che ha sparato. Arrestato per bancarotta fraudolenta Paolo Pistone, amministratore unico della società legata al marchio I Dolci di nonna Vincenza. Avrebbe provocato dolosamente il dissesto dell'azienda. Racket della raccolta della paglia nelle campagne di Gela, prima le minacce e i danneggiamenti, poi il tentato omicidio di un bracciante, emesse 5 ordinanze. Aumenti in vista per sindaci e assessori, la Regione stanzia 6 milioni l'anno per aiutare le amministrazioni ad affrontare le spese aggiuntive stabilite dalla legge nazionale. Ti ho detto di sì in alto mare, una coppia di esperti nuotatori ha scelto di scambiarsi le ferie nello stretto di Messina. A festeggiare gli sposi originari dell'Umbria, una trentina di invitati, anche loro con maschere e PIN. Decine di migliaia di persone in festa per il grande concerto sul prato del Foro Italico di Palermo. Da Pezzali a Ligabue, la parata di big della musica ha entusiasmato il pubblico. Buongiorno e benvenuti a questa edizione che apriamo con la cronaca. Ci sarebbe un terzo uomo e sarebbe quello che ha sparato. Su questa linea proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta ieri nel quartiere di Nesima a Catania, in cui sono rimaste ferite 2 persone in maniera grave, ma i 3 uomini non sarebbero stati i soli presenti nell'appartamento. Sentiamo Orazio Longo. E caccia al terzo uomo, l'uomo che avrebbe sparato. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dubbi sulla presenza di un terzo soggetto attivo nella sparatoria che si è consumata ieri nel quartiere popolare di Nesima a Catania, in un appartamento al secondo piano di uno stabile di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari in via Santo Cantone, a pochi passi da via San Pio X. A rimanere ferite 2 persone, un italiano di 43 anni e un albanese di 27. Quest'ultimo è quello che ha riportato le lesioni più gravi, colpito alla testa da 2 proiettili. Il giovane, rimasto a terra in una pozza di sangue, ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Garibaldi. L'altro uomo, l'italiano di 43 anni, ferito alla clavicola e precipitato, forse in conseguenza della colluttazione o al contrario nel tentativo di fuggire da questo balcone da cui si è staccata anche la ringhiera, è invece ricoverato al policlinico riportando anche una frattura al piede. Sul posto gli agenti della polizia intervenuti dopo una segnalazione di uno dei residenti della zona, allarmati. Vuciria, ha visto questa ringhiera scippata. No. Ci fu una sparatoria, C'è stata una sparatoia, dice un ragazzo è caduto da balcone e ci arrivavo a già sotto. Quando sono uscita mio marito mi ha tirato, entra, perché poi ho visto che era un solo boato. Sì, ma boato che pensavo che eravamo a tavola. Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, i 3 uomini non sarebbero però stati i soli presenti all'interno dell'appartamento. Tutte da chiarire le motivazioni che hanno portato queste persone a incontrarsi, ignote di conseguenza anche le cause della successiva sparatoria. Tra le ipotesi della prima ora, anche quella di una discussione scaturita dall'occupazione abusiva dell'immobile. Va considerato che il nome che compare sul citofono non è di nessuno dei 2 feriti. Ipotesi però che avrebbe perso forza. Sul posto è stata recuperata una pistola e sono stati trovati 3 bossoli. Le squadre dei falchi hanno battuto la zona per cercare tracce che potrebbero aprire ad altre ipotesi. L'inchiesta è coordinata dalla PM Martina Bonfiglio. Un tunisino di 36 anni è rimasto ferito al fianco con un colpo di pistola stamani all'alba alla periferia di Donna Lucata, nel Ragusano, durante una lite con un suo connazionale. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale Maggiore Baglieri di Modica. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando l'autore del ferimento. Arrestato per bancarotta fraudolenta Paolo Pistone, amministratore unico della società PAS legata al marchio I Dolci di nonna Vincenza. Avrebbe provocato dolosamente il dissesto dell'azienda. Ci racconta tutta Adelaide Barbagallo. La sua prima pasticceria, la signora Vincenza Lofaro Pistone, la aprì nel cuore della Catania barocca, nella centralissima piazza San Placido, a Palazzo Biscari. Un sogno coltivato da giovane che negli anni 90 la vide imprenditrice con il celebre marchio I Dolci di nonna Vincenza. Poi vennero aperti altri locali. Alla sua morte restò a gestire l'azienda il figlio, Paolo Pistone, finito adesso agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'ordinanza è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari di Catania.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno riguardato la società PAS SRL, che produce e commercializza i prodotti con il celebre marchio, dichiarata fallita dal Tribunale di Catania nell'aprile 2022. In qualità di amministratore unico della PAS, l'uomo avrebbe causato il dissesto della società e in prossimità del fallimento avrebbe distratto liquidità e asset aziendali a favore di una nuova realtà societaria, la Dulcedo SRL, intestata alla moglie. Paolo Pistone avrebbe fatto ricorso a diversi escamotage contabili in bilancio per occultare il reale stato di salute dell'impresa. Una condotta che avrebbe aggravato l'esposizione debitoria della società nei confronti dei creditori, quantificata in circa 6,2 milioni di euro. Di fronte alla situazione di dissesto, Pistone avrebbe distratto alle casse aziendali liquidità per 419.000 euro e proseguito l'attività con la società Dulcedo, alla quale ha affittato a valori irrisori rispetto al volume d'affari e alla redditività 4 rami d'azienda. Oltre agli arresti domiciliari per Paolo Pistone, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo di 419.000 euro e la nomina di un amministratore giudiziario. Sempre nella sua qualità di amministratore della PAS, Pistone era stato raggiunto nel 2021 da un altro decreto di sequestro preventivo per un ammontare di oltre $500.000 di euro per omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2016. 2 case di appuntamento sono state scoperte a Catania in 2 appartamenti di via Milano e via Bologna, dove si avvicendavano ragazze straniere. Gli agenti della squadra mobile hanno trovato 2 prostitute dominicane e un'argentina. Gli immobili sono di proprietà di una donna catanese che li affittava a 50 euro al giorno. Per gli inquirenti la donna era al corrente dell'attività che si svolgeva. All'interno è stato trovato materiale utilizzato per la prostituzione. Un autocompattatore ed un tir sono rimasti coinvolti stamani in un tamponamento sull'autostrada 18 Messina-Catania questa mattina a chilometro 43,200 all'altezza di Taormina. A seguito dell'impatto uno dei 2 mezzi è finito nella scarpata, mentre l'autoarticolato è rimasto in bilico occupando con il rimorchio parte della sede stradale. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti gravi. Le condizioni dell'autista dell'autocompattatore trasformato in elisoccorso al Policlinico di Messina. Parliamo adesso del racket e della paglia nelle campagne di Gela. 5 ordinanze per il tentato omicidio di un bracciante. Sentiamo Gerry Italia. Avrebbero imposto il monopolio assoluto nel settore della raccolta e del commercio all'ingrosso della paglia, accentrando nelle loro mani gli ingenti profitti derivanti dalla vendita del prodotto e minacciando chiunque si opponesse. Sarebbe maturato nell'ambito del cosiddetto racket della paglia il tentato omicidio di un bracciante agricolo che all'alba di oggi ha fatto scattare il blitz dei carabinieri del reparto territoriale di Gela e che ha portato all'arresto di 5 persone. L'agricoltore si era opposto agli atti intimidatori posti in essere per impedirgli di lavorare in contrada Borgo Manfria, proprio le campagne in cui il racket aveva imposto il suo controllo. Il 3 luglio del 2021 un comando di 2 persone si sarebbe introdotto nella proprietà dell'uomo per ucciderlo, ma senza riuscirci. Agli indagati viene contestato anche il danneggiamento e l'incendio di un caseificio. Nel corso delle indagini è stato sequestrato anche un arsenale di munizioni di vario calibro ben nascoste in un terreno nella disponibilità di uno degli indagati. Le indagini riguardano il mandante e uno degli esecutori materiali del tentato omicidio, le persone che avrebbero rubato l'autovettura utilizzata per commetterlo e i responsabili di diverse estorsioni. Una vera e propria guerra della paglia trasformata in oro giallo grazie agli ingenti guadagni che ne deriverebbero dal riciclo e dalla vendita. Avrebbe colpito con una mazza da baseball un conoscente facendola cadere dalla bicicletta proprio di fronte ad un bar di Venetico nel Messinese. L'uomo di 48 anni era poi morto in ospedale. I carabinieri adesso hanno arrestato con l'accusa di omicidio l'aggressore, un uomo di 57 anni che si era rifugiato a Castel di Sangro in provincia dell'Aquila. Arrivano gli aumenti di stipendio per sindaci, assessori, in qualche caso anche consiglieri comunali. La Regione sosterrà con 6 milioni di euro l'anno i comuni che non riescono a garantire gli aumenti stabiliti per legge. Maglio Viola. Proprio mentre l'ARS blocca gli aumenti Istat per gli stipendi dei deputati regionali, arriva il sostegno della Sicilia ai comuni per garantire invece gli aumenti di stipendi a sindaci e assessori e in alcuni casi anche consiglieri comunali. La norma sull'adeguamento degli stipendi è nazionale ed è stata recepita dalla Regione con la scorsa legge finanziaria, ma scaricandone il costo sui comuni. Gli aumenti variano dal 10 al 18% e sono modulari in base alla popolazione amministrata. Solo per fare un esempio, lo stipendio del sindaco di una città metropolitana
che somma un doppio incarico, quello di sindaco della città capoluogo e quello di amministratore della ex provincia, può arrivare adesso ad un compenso lordo di 13.000 euro, che al netto però è poco più della metà. Non tutte le amministrazioni però sono in grado di far fronte a queste spese aggiuntive, così i costi adesso non graveranno più per intero sulle casse comunali, ma sarà la Regione a trasferire una quota aggiuntiva di risorse per garantire appunto gli aumenti di stipendio che nel resto d'Italia sono già operativi. L'assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica Andrea Messina ha firmato il decreto che attribuisce un sostegno finanziario ai comuni siciliani che abbiano applicato l'incremento delle indennità in base alla normativa vigente. L'importo previsto è di 6 milioni di euro l'anno per il triennio 2023-2025. I criteri di assegnazione delle somme sono quelli indicati dalla Conferenza Regione Autonomie Locali, ma i comuni dovranno farne richiesta. La somma spettante a ciascuno potrà essere assegnata a seguito di un'apposita istanza da far pervenire al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il prossimo 31 ottobre e comunque il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità, che dovrà indicare anche i conseguenti maggior costi dell'amministrazione. Ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato, che dovrà essere rendicontato e solo dopo verrà erogato il saldo. È stato scarcerato Bernardino De Rubeis, l'ex sindaco di Lampedusa e Linosa, condannato nel gennaio del 2018 alla pena definitiva di 6 anni e 9 mesi di reclusione perché è riconosciuto colpevole di 2 ipotesi di concussione. L'ufficio di sorveglianza di Agrigento ha concesso 45 giorni di liberazione anticipata. De Rubeis, 55 anni, era domiciliare a Lampedusa dall'aprile del 2020. Le sue condizioni di salute erano state ritenute incompatibili col regime carcerario. Il governo ha posto il segreto di Stato sul caccia Eurofighter precipitato lo scorso 13 dicembre a pochi chilometri dall'aeroporto militare di Trapani Birgi, sede del 37° stormo dell'aeronautica. Lo conferma l'avvocato Fabio Sammartano, che assiste i familiari del pilota deceduto, Antonino Fabio Altruda, di 33 anni. Il velivolo era in fase operativa nell'ambito di una missione NATO, ha spiegato il legale. 2 le inchieste, una della Procura di Trapani e una dell'aeronautica. E adesso vi mostriamo le immagini di un matrimonio molto particolare, quello celebrato nel mezzo dello stretto di Messina. Sentiamo Francesco Triolo. Vuoi prendere Mara come tua sposa? Sì. E tu Mara, vuoi prendere Marco come tuo sposo? Sì. Io, Luciano Vietri, con l'onore conferitemi della vostra amicizia in nome dell'amore che avete qui pubblicamente espresso, vi dichiaro ancora e per sempre marito e moglie. L'emozione di dirsi sì proprio in mezzo allo stretto di Messina. Questo è lo scenario scelto da 2 sposi originari di Città di Castello in Umbria, che hanno voluto scambiarsi le fedi nuziali in acqua, proprio a metà tra la sponda calabrese e quella siciliana. Una storia che ha fatto il giro del paese e che parla anche della bellezza dello stretto. Loro sono Mara Colletti e Marco Uttinacci, nuotatori master, 54 anni lei, 60 anni lui, che hanno pronunciato la frase di rito dopo aver nuotato circondati da circa 33 di master provenienti da tutta Italia, con cui poi hanno completato la traversata di circa 4 km tra Capopeloro sulla sponda siciliana e Cannitello su quella calabrese. Ad unire in matrimonio la coppia è stato l'amico Francesco Serafini, anima della società natatoria master di Città di Castello, nel doppio ruolo di celebrante del rito e di ambasciatore del comune umbro, che poi ha fatto donna agli sposi di una targa commemorativa dell'impresa. La decisione di sposarsi nello stretto è nata quasi per caso, ha poi raccontato la sposa, che per la prima volta si cimentava nel nuoto in acque libere. Mara e Marco si erano sposati da poco a Bracciano, ma poi hanno deciso che lo scambio delle fedi avvenisse nello stretto, una cosa quasi naturale per loro, grandi appassionati di nuoto, e che proprio in acqua, nella piscina di Città di Castello, si sono conosciuti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio, quasi 100.000 persone in festa per il grande concerto sul prato del Foro Italico di Palermo, da Pezzali a Ligabue, parata di big per un pubblico entusiasta. Marco Gullà. Fate sentire se siete vivi, se ci siete! Oltre 3 ore e mezza di musica per un concerto che ha esaltato Palermo in 100.000 circa al concertone di Radio Italia al Foro Italico. Una parata di big che ha mandato in visibilio il pubblico presente. Paola e Chiara, Max Pezzali, Marrakesh, Rocco Ante e Ligabue, che nel gran finale ha urlato contro il cielo.
La dedica poi di Mr. Rain al pubblico presente: siete tutti supereroi. La capienza al Foro Italico era di 44.000 persone, ma si è andati abbondantemente oltre. Palermo assette di musica, di spettacoli, di concerti come quello di ieri, e così quando Max Pezzali canta i suoi brani l'emozione avvolge soprattutto gli over 35. E poi il rapper Marrakesh e Rocco Hunt che esaltano i più giovani, un mix di ottima musica che ha richiamato anche tantissima gente da altre località siciliane. Così dopo Vasco Rossi e Anastasia, Palermo a giugno si è laureata capitale della musica con un concerto che ha emozionato tutti i presenti. Ultimo giorno del Taormina Film Fest, che ieri sera ha ospitato un'altra anteprima di spicco con personaggi internazionali, tra questi il noto attore americano Willem Dafoe, che sul palco del Teatro Antico ha ricevuto il premio alla carriera insieme con il regista Abel Ferrara. Sul palco anche il cast del thriller The Absence of Eden, la protagonista Zoe Saldana e il regista Marco Perego, moglie e marito nella vita, hanno raccontato le motivazioni che li hanno spinti a realizzare quest'opera presentata in anteprima mondiale proprio al Taormina Film Fest. Stasera gran finale con i nastri d'argento, in primo piano La stranezza, il film dell'anno, il regista Roberto Andò, protagonisti i nostri Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentina Picone. Restiamo a Taormina per il Film Festival, dove in questi giorni è stato assegnato ad Edoardo Leo il premio Taormina Arte alla regia. Eva Spampinato lo ha sentito. Sguardo intenso e carismatico, un vero talento davanti alla macchina da presa che conquista con naturalezza. Edoardo Leo è uno degli attori più bravi della sua generazione e negli ultimi anni ha dimostrato anche di essere un abile regista e sceneggiatore. Per questo sul palco del Taormina Film Fest ha ricevuto il premio alla regia per la sua visione artistica unica e la sua capacità di affrontare temi universali in modo autentico e toccante, che hanno reso i suoi film delle opere di rilievo nel panorama cinematografico italiano. Eventualmente poi uno un rene se lo può riprendere o è compromesso? Magari la Coppa dell'Olio che la monti a rismonti. Dal teatro alla televisione, passando per una serie di commedie di successo come Perfetti Sconosciuti, Nessuno mi può giudicare, La mossa del pinguino, Io c'è, la trilogia del crimine con il collega regista Massimiliano Bruno. Leo si conferma un talento versatile, ma il successo arriva tardi, dopo 20 anni di gavetta, alle soglie dei 40 anni, ovvero dopo la trilogia di Smetto quando voglio. Non mi sono mai fatto questo problema, ero lo stesso attore di prima, semplicemente avevo meno successo, le cose vanno così, i percorsi sono questi, non c'è un'età, ognuno ha. Io ero destinato a questo percorso qui, sono molto felice di averlo fatto e ancora di stare dentro questo viaggio. Inserito nella terzina dei candidati al Globo d'Oro come miglior attore per il film Mia, per la sua prova nella commedia Era ora è stato citato addirittura dal New York Times, che elogia Edoardo Leo, l'attore che tiene alta la tradizione del cinema italiano. La commedia è la cosa alla quale siamo più legati tutti, semplicemente perché è la cosa più vicina alla vita e viviamo andiamo a un funerale la mattina, poi se il pomeriggio succede una cosa che ci fa ridere, ridiamo e non c'è una cosa che pesa di più, pesa di meno, è semplicemente che l'animo umano poi c'ha bisogno anche nel dramma peggiore di alleggerirsi e nel momento più ironico invece trova un motivo per dispiacersi di qualcosa, di trovare un rammarico, è la vita. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con altre notizie.
Andiamo adesso a Messina, dove si gioca beach volley all'ombra del campanile del Duomo. Andiamo a vedere con Francesco Triolo. Piazza Duomo trasformata in una grande arena del volley, uno scenario unico per la tappa siciliana degli internazionali di beach volley. 4 campi in pieno centro storico per un evento che sta catalizzando l'attenzione di tanti sportivi curiosi e dei turisti che arrivano nella città dello Stretto. Forse non ci credeva nessuno, forse neanche noi stessi, ma veramente una location fantastica, e l'obiettivo dello sport è anche quello ovviamente di esaltare e di promuovere quelli che sono ovviamente le nostre bellezze di questa città, e il Duomo effettivamente dico io lo è. Li abbiamo spostati anche in altre location, siamo andati anche al museo a vedere ovviamente il nostro Caravaggio, a vedere Antonello da Messina, quindi veramente tanto da vedere. Messina può dare tanto e veramente tutti quanti insieme possiamo veramente far diventare Messina internazionale. È gratificante, ma è ancora di più gratificante ascoltare i commenti degli atleti che vengono da tutto il mondo, che hanno giocato in tantissimi posti e che arrivando qui sono rimasti estasiati da quello che abbiamo realizzato. Questa probabilmente è la più grande soddisfazione a tutti gli sforzi che abbiamo dovuto fare. 4 giorni di gare e 56 coppie, tra le più forti del panorama del beach volley mondiale, in rappresentanza di ben 27 nazioni, dal Mozambico all'Argentina, passando per Cile, Giappone, Canada e Nuova Zelanda. E il coro è unanime: giocare in una piazza del genere è qualcosa di straordinario. Sicuramente il paesaggio è molto suggestivo, cioè di giocare in città è molto raro, e avere il Duomo proprio alle spalle è bellissimo. E quindi ce la siamo goduta un sacco. Io all'inizio mi aspettavo che il torneo fosse in spiaggia, però appunto appena siamo arrivati qua che ho visto i campi in città così, e secondo me è bellissimo, il primo torneo in città che faccio, è molto bello l'ambiente, anche poi il fatto che passino tante persone, si fermino a vedere. Il programma entra nel vivo proprio oggi con le ultime gare dei gironi, poi quarti, domani pomeriggio semifinali e finali. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.